Ciao ragazzi, buongiorno. Iniziamo questo nuovo video. Adesso sono un attimo a far tappa a Piazza Campana, bellissimo posto sopra Lusiana, guardate qui alle mie spalle. E mi sono fermato qui giusto per prendere un paninetto, classico panetto con soppressa, prima di andare in escursione. Vi anticipo, si leggerà già dal titolo. Oggi la meta è Montefiore. Guardate ragazzi che meraviglia, anche la giornata oggi è fantastica. Ho fatto anche un po' di provviste. Bel panino fiammante. Bene ragazzi, ripartiamo. E via. Ciao ragazzi, sono a Gaglio. Siamo il 20 novembre e sono 15 gradi. E come vi dicevo, in virtù dei 15 gradi presenti oggi, roba clamorosa, mi sono tolto anche il giubbino e adesso, in base alla temperatura nel bosco, deciderò se rimetterlo o meno. Ed ecco qui, allora io ho deciso a sentimento di partire da Campanella e vedete che in 2 ore arrivo alla Maiga Meletta e poi Bocchetta Slapeur, spero si pronunci così. Allora non resta altro che partire. Ho fatto partire anche la Relive che mi consentirà di riproporre il paesaggio in 3D e vediamo cosa ne esce, dai. Allora sono le 12:22, sono appena partito. Se la cartellonistica dice 2 ore e 25, arriverò alle 14:50, un pelo tardi, però soprattutto poi ci sarà ancora strada da fare. Sono salito da qui ragazzi, adesso si sale su per di qua, non proseguendo verso la strada principale. Oh ragazzi, sono salito un bel po' rispetto all'ultimo video e è duro questo sentiero qua, infatti personalmente non ve lo consiglio perché stanno facendo dei lavori forestali. Dopo essere risalito a questo pendio mi sono alla fine collegato con la strada, presumo che avevo iniziato un po' più giù in basso. Sono arrivato a questa mi sono sentito un attimo perché avevo sentito un rumore tipo una grattugia o qualcosa che si arrampicava su un albero, spero fosse stato uno scoiattolo. Adesso inforco il sentiero 158B però, una variante, allora su per il sentiero lì. Ho appena trovato delle persone che hanno fatto il mio sentiero ma al contrario e ho chiesto se è giusto per Montefiore, mi hanno detto che arrivati in cima le indicazioni sono un po' confuse e scarse e non hanno un'idea del Montefiore. Boh ragazzi, io salgo ancora un po' al limite, vedo cosa fare in cima dai. Ok ragazzi, sono in vetta quasi.
Oggi pranzo itinerante, ragazzi, troppe cose da vedere, troppi pascoli da esplorare, non posso neanche permettermi di fermarmi per mangiare, per guardare tutte le meraviglie che ci sono qua intorno. Ragazzi, guardate che meraviglia! Panorama verso nord, verso il Trentino Alto Adige. Là verso il Friuli. Adesso, ragazzi, provo l'ostica per il tempo più che altro. Impresa di arrivare in cima a Montefiore, che è qua dietro. Vediamo, perché sono le 14:15. Dove è uno dei periodi più sfortunati dell'anno come luminosità. Ci provo e vedo cosa riesco a combinare. No, ragazzi, un'ora per arrivare a Fiora. Porca miseria, impossibile. La famosa Malgas La Peur. Ecco, ragazzi, si inizia a entrare nella città di Roccia. Mi avvicino, ragazzi, un po' alla volta. E ragazzi, non vorrei dire una castroneria, ma se non sbaglio questa dovrebbe essere la piana di Marcesina. Ok, ragazzi, sono arrivato in vetta nel primo monticello, quello più basso per capirci. Adesso salgo qua su. Guardate, ragazzi, che razza di trincea incredibile. Oh, ragazzi, fondissimo. Cioè, ragazzi, da qua si vede anche la Marmolada. Questa è cima della Vesana, quella più alta qua. E a sinistra sullo sfondo addirittura la Marmolada, ragazzi, è la regina delle Dolomiti. Cioè, ragazzi, ce l'ho veramente fatta ad arrivare. Non ci avrei scommesso 1 euro alla vigilia. E adesso purtroppo, ragazzi, si parte per il ritorno. Prima tappa Malgas La Peur e poi su per di là e giù.
Comunque ragazzi, devo dire che il ritorno sono tornato dalla stessa parte dell'andata. Il ritorno è più semplice da fare, il sentiero si vede di più, sarà magari venendo in discesa si nota meglio, però bisogna stare un attimo attenti in salita, ma la discesa va via abbastanza agile, dai. Che momento straordinario ragazzi, stanno uscendo dei video, delle foto meravigliose. Il sole è ancora un quarto d'ora di luce, incredibile ragazzi, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco ragazzi, questo è l'epilogo della giornata di sole. Ecco, tramontato proprio in questo momento. Ecco qua ragazzi, 5 minuti. Oh ragazzi, eccole lì, sono arrivato alle macchine. Ecco qua ragazzi, tornato al punto di partenza. 15 km e 5 ragazzi, non ho mai smesso di camminare praticamente oggi. Poi vi metto lo screenshot e anche il video di epilogo di Relive. Faccio l'ultima parte del video in macchina ragazzi, perché fuori non si vede più niente. Comunque è stata l'escursione più incredibile delle mie fatte in assoluto, per la quantità di zone fatte fuori pista, per i chilometri, perché comunque non credo di aver fatto mai tanti chilometri così. Per i posti visti mi sono prefissato di raggiungere Montefiore, l'ho raggiunto, l'escursione più bella in assoluto. Ragazzi, adesso io vi saluto che torno. Spero che il video vi sia piaciuto e niente, se volete seguite il canale, mettete mi piace, commentate e niente, ci vediamo alla prossima escursione.